Dago, il personaggio a fumetti creato nel 1980 dal sudamericano Robin Hood, vivrà una storia in Sardegna. A pubblicare la nuova avventura del Giannizzero Nero sull'isola, la storica rivista Lancio Story con un racconto di 48 pagine che si svilupperà per 4 settimane. La storia dal titolo Il segreto di Barbarossa è firmato da Gianluca Piredda, scrittore e sceneggiatore di Sassari, famoso anche negli Stati Uniti con personaggi culto come Warrior Nun, da cui è tratta l'omonima serie Netflix. Nel segreto di Barbarossa abbiamo voluto raccontare una storia che fondesse realtà e tradizione e che avesse le coste del nord-ovest della Sardegna come protagonista. Lo spunto ideale era una leggenda che vedeva Barbarossa vagare nottetempo per i paesi e le città dell'isola alla ricerca di un tesoro perduto e non trovandolo sfogare contro uno di questi la propria ira. E abbiamo identificato come paese vittima Olmedo, che realmente in quegli anni è stato devastato. Quindi in questa storia Dago si muoverà tra Sassari, appunto Olmedo, Porto Torres, fino ad arrivare all'Asinara dove Barbarossa, in quel periodo, prese dimora e rapì quel pastorello che ribattezzò Hasanaga.